Presidente Carraro, cosa pensa del MES e degli aiuti europei? Come si pone Confindustria nel quadro socio-economico attuale alla luce dei finanziamenti europei stessi, con anche il rischio di un cieco assistenzialismo senza incentivi per far ripartire le aziende? Cosa ne pensa? Allora, grande preoccupazione, io personalmente ho Confindustria, ma, una parte del paese era favorevole sicuramente ad accedere al MES, anche perché il MES era condizionato così alla parte sanitaria e quindi poteva liberare risorse importanti per il resto. Nulla è stato fatto, si è guardato più al colore politico nella decisione, di questo MES piuttosto che entrare nella sostanza. Il vero problema saranno i 65 miliardi, no? 65 milioni, 65 miliardi che ci arriveranno dal Recovery Fund, che potrebbe essere veramente un assegno molto importante che ci arriva Potrebbe dall'Europa. fare la Noi differenza. sappiamo però che farà la differenza. Ricordiamoci però che l'Italia è sempre stata campione nel non spendere i contributi e gli aiuti che ci arrivavano Grande dall'Europa. classico, purtroppo. È un grande classico, oggi però la sfida è molto importante. Entro il 2021, entro aprile 2021 mi pare, il paese dovrà così presentare questi piani. Mi sembra che ci sia ancora grande confusione. Se però fossero soldi investiti nel rinnovamento Sì, del sì. paese e nell'aiuto e nel supportare anche così l'industria, le nuove filiere, cioè tutta quanta dove noi siamo molto forti in Veneto, tutta quanta la Molto. filiera legata alla metalmeccanica e all'automobile tedesca. Sappiamo anche lì siamo di fronte a Sì. rivoluzioni con nuovi motori, quindi abbiamo veramente, c'è tutta quanta la partita dell'idrogeno che si sta studiando, che potrebbe essere un Dare una asset buona molto spinta, importante sì. e una buona spinta. Ci vogliono idee che ad oggi, devo dire la verità, non ci sono ancora arrivate sul tavolo. Quindi c'è ancora un po' di difficoltà.